Onorevole Mara Bizzotto. Grazie Presidente. Porto a nome della Lega la solidarietà a tutti i cittadini che sono stati vittime della tremenda ondata di maltempo delle ultime settimane. Prima di tutto voglio ringraziare la Protezione Civile e le migliaia di volontari che stanno aiutando la nostra gente. 11 regioni italiane, in particolar modo il Veneto e tutto il nord-est, sono state messe in ginocchio da alluvioni, trombe d'aria, mareggiate che hanno spazzato via case, strade, boschi, spiagge e vite umane. Secondo le prime stime, i bilanci dei danni sono pesantissimi. Oltre 1 miliardo di euro in Veneto, la mia regione. Oltre 500 milioni di euro in Friuli Venezia Giulia. 250 milioni di euro in Trentino Alto Adige. Centinaia e centinaia di milioni in Liguria, Lazio, Sicilia e nel resto d'Italia. Di fronte a questa catastrofe, i nostri cittadini hanno bisogno di avere urgentemente a disposizione tutte le risorse che l'Europa può dare, in primis il Fondo di solidarietà europeo che va erogato il più velocemente possibile. All'Europa chiediamo la massima collaborazione per aiutare i veneti, i friulani, tutti gli italiani che sono stati colpiti dal maltempo e che sono già al lavoro per ricostruire i nostri paesi. Noi non vogliamo l'elemosina dall'Europa, perché il nostro popolo è abituato a lavorare, a tirarsi su le maniche e a fare da solo. A Bruxelles noi chiediamo soltanto quello che è nostro, che è degli italiani. Noi vogliamo indietro i nostri soldi, altro che vincoli di bilancio e austerità. Noi vogliamo spendere i nostri soldi per ricostruire i nostri paesi, per mettere in sicurezza il nostro territorio e per aiutare i nostri cittadini che hanno perso tutto. Per una volta chiedo, l'Europa dimostri solidarietà e pensi ai nostri cittadini, non allo spread o agli interessi delle banche.